A fine agosto si parlava di chiusura, a fine settembre è arrivata nuova luce in fondo al tunnel. Per la Italgelato di Camisano Vicentino si è aperto un ampio spiraglio per la salvaguardia dei posti di lavoro di oltre 40 dipendenti diretti e indiretti. C'è grande soddisfazione per il traguardo raggiunto perché siamo riusciti ad aiutare i lavoratori a 360 gradi, indeterminati, multiservizi e anche lo staff leasing. L'obiettivo è la continuità industriale del sito. La proprietà, seduta assieme ai sindacati al tavolo della Regione Veneto, si è impegnata a farsi parte attiva, almeno fino alla fine dell'anno, nella ricerca di un subentrante che possa garantire il rilancio dell'azienda. Il risultato è quasi insperato, viste le premesse di alcune settimane fa. Siamo partiti da 1-0, tutti a casa domani, ad aver raggiunto un ottimo traguardo perché ci sarà la cassa integrazione come ammortizzatore sociale fino al 31/12 e dopodiché c'è prevista anche in alternativa l'incentivo all'esodo volontario con con una buona cifra e in più comunque l'attività di scouting per trovare un compratore, un acquirente continua, prosegue e diciamo che siamo molto ottimisti. La fase di negoziazione è stata impegnativa, ma ha portato un risultato importante per tutto il territorio. Noi ci auguriamo che la continuità nel sito, grazie ad un nuovo protagonista, possa continuare a salvaguardare soprattutto il tessuto industriale di Camisano e quindi speriamo che possa essere data una risposta alla necessità di ricollocamento dei lavoratori coinvolti in primis. Siamo molto fiduciosi che ciò possa accadere.